Buonasera e benchiatats a Gnovis. Robaris in series di gnot a Tumiec con 4 attività commerciali colpidis da Laris. Colpits i ristoranti special e al Cavallino che sono stati rubati in maniere rispettive di 900 e di 2.200 euro, intanto che i malvivenze non sono arrivati a entrare in pizzerie e portici. Di una botteghe di intim, sempre dal centro cittadino, sono stati rubati 1.500 euro. L'investigazione sui 3 colpi sul quarto, dove tentate, sono rimettuti ai carabinieri de Capital Chiarniele. E il questore di Pordenone, Luca Carocci, lancia l'allarme sugli robaris in abitazione. Il fenomeno che è tornato in maniera forte dopo il periodo di pandemie, al met pensire è sforzi dall'ordine che hanno llevato su il livello di attenzione sul tema. Bisait da ormai gli sforzi dall'ordine al dis Carocci in presenza di movimento persone sospietis. Attenzione alla sali, stiasis no guardadis di lunche desferis o cence sistemis di allarme. Voi in Friuli Vignesi e Giulia sono un totale di 7.322 provis e tampons, sono stati stiatati 1.760 positività al Covid-19. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, intanto che i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 169. Si registrano 7 decessi, 3 a Udine, 3 a Pordenone e 1 a Gurisse. E all'iere da ora passa un tratto di strada in rive su, anche per cause in corso di accertamento, è perduto il controllo delle proprie biciclette e è colato in maniere rovinose a tiere. È successo a un ciclista sfortunato poco dopo l'isdodis tra Casere Sauce e Casere Campo in comune di Budoie. L'OMP soccorso dall'elicottero sanitario regionale all'estate è lì trasportata a Udine Codizdal. Ha riportato diverse traumi, che trachei, un craniche e un facciale. Sul questo anche i tecnici dal soccorso alpino. E dopo i soccorsi in mar, de bande de capitanerie di Puerto davanti di Mugle, i prince a clamare aiuto sono stati 4 zovi su una barca a vele che si era infatti beccata al bruttimp e dunque hanno allertato i soccorsi. La guardia costiera e un pattugliador des guardis dal FUC hanno scortato al sicuro. Il secondo intervento invece all'iere parcirì un motoscafo in difficoltà, ma è arrivato in teare des ricercis dal natante nessun sen. L'uomo al Tamon è arrivato a portarsi in salvo, ma quando all'estate chiatata dal soccorso, all'iere in stato di shock e in ipotermie, perché è stato portato in ospedale. In quindi Science, più di un artesano su Dis, in Friuli Vignesi e Giulia, alla molata di lavorare cenceiesi rimplacciate. Alle chiesto il dato allarmante che ven su delle ricerche dall'Ufficio Studis di Confartesanat del Friuli Vignesi e Giulia, che il segnale c'è che gli artesani assedin calati dal 16,5%. Date tante negative che l'alleata ai zovis dal 2009 a voi gli artesani sotto i 35 anni sono calati dal 47,2%, intanto che gli è cresciuta dal 41,6% la percentuale degli artesani con più di 60 anni. Voi, le aziende notate in zovis di metti tra i propri dipendenti, ha sottolineato il presidente di Confartigianato del Friuli Vignesi e Giulia, Graziano Tilati. Alle dunque palese che è anche mo più difficoltà a omps e femminis che decidono di scommetti su tune attività in propri.
La PNP di Coseanne ha mandato fuori la sua prima obbligazione di 25 milioni di euro per sostenere il plan di investimenti che porterà al gruppo a passare i 300 milioni di fatturati dentro dal 2026, ha comunicato, e è stata la stessa PNP insieme alle casse depositi e prestiti in grazie di queste nuove risorse, ha commentato il presidente Luigino Pozzo, ovvero la possibilità di doppiare il sito produttivo di Cosean e accelerare i nostri plan di crescita. Per prime volte in sua storia il comune di Quardi Rosacis alvarà la sua scuole medie. L'intervento di sistemazione delle scuole primarie ha permettuto la creazione di spazi per nuovi aule di destinà, c'è che nos display il vice sindaco Maurizio Dosvaldo alle nuove scuole. Allora, non è mai stata, per nostra fortuna, come la ven vude grazie ai nostri suffizi che sono arrivati a doprà i contributi che sono arrivati sia a livello nazionale che regionale, e viene ristrutturata la scuola elementare invece da che viene chattata il puesto anche per la scuola media. Trasfrus sono? Come sono 80 da scuola elementare, naturalmente viene avuta la prima classe che partirà a settembre, che è già plena. E saranno 400 gli autori coinvolti in 23esima edizione di Pordenone Legge, in programma dai 14 ai 18 di settembre. La nuova edizione è stata panduta a Palazzo Bandini con il Newf Simbol, un spidi gran. I Prince Dis di Pordenone Legge saranno dedicati a fruzze e a fantazze, e ha commentato la curatore Valentina Gasparette, perché volin ripartì pal futur. Confermata la tripla inaugurazione a Pordenone, Trieste e Lignan con tune 9 anteprime a Praghe. Il Glemonat Giuseppe Vidoni ha completato la stialade al Broad Peak, la 12ª monte più alta dal monte, rivante ai cime senza aiuto di ossigeno. Che l'altro furlando al gruppo, Tiziano Moia, ha deciduto invece di abbandonare la riva su a 300 metri di cime, tornando al Camp 3. Vidoni è arrivato, insomma, insieme con il francese Nicolas Jean, anche lui restato senza compagni. Vidoni e Jean hanno avuto diversi la vie dal Camp 3 a cime, stante che sono stati prima arrivare a cime dal Broad Peak, 1047 metri che stanno. E con queste alle dut si torna a vio di domani sera, sempre a Nuf Mancul Vince. Mandi.